Siamo qui nella sala consiliare del Comune di Vidor per presentare questo bando a favore delle attività extra-agricole. Questo bando, voluto da GAL Altamarca, è per dare un contributo a chi giovani o meno giovani vogliono così mettersi in gioco per dare dei servizi al nostro territorio, servizi importanti, in servizi di prossimità soprattutto, che sempre di più stanno mancando nel territorio per lo spopolamento e per una popolazione sempre più anziana. Noi pensiamo che con questo contributo di 12.000 euro a fondo perduto, molto semplice anche averli, basta dimostrare di iniziare una nuova attività e quindi è molto sburocratizzato, possa essere un grande contributo proprio per favorire la permanenza dei giovani e dare appunto questi servizi di prossimità ormai importantissimi per il nostro territorio. Secondo incontro pubblico di presentazione dell'ultimo bando del GAL, bando che finanzia con un premio insediamento di 12.000 euro la creazione di nuove imprese. È un bando che ha avuto un notevole successo perché finora abbiamo finanziato 76 nuove imprese, in prevalenza nuove imprese su domande presentate da privati, e in quanto la particolarità del bando è che possono accedere sia i privati cittadini che hanno un'idea di impresa, sia chi è già imprenditore, quindi le imprese già costituite da non più di 6 mesi. Le imprese devono essere in settori diversi dall'agricoltura e dal turismo, in particolare si punta molto sulle attività dei servizi alla persona, sulle attività artigianali e sulle attività commerciali di prossimità, e questo contribuisce a dare dei servizi per migliorare la qualità della vita dei residenti e per contrastare anche lo spopolamento che, ahimè, connota anche alcuni dei nostri borghi belli.